Siamo a Porto Empedocle, presso la Torre Carlo V, con il presidente della Proloco, l'ingegnere Paolo Savatteri, per la presentazione del libro di Stefano Gerta e Angela Marchica, Leopardi e il suo mondo, ma anche una mostra fotografica. Ecco, oggi una giornata intera dedicata a Leopardi. Come mai? Da cosa nasce questa iniziativa, Presidente? Allora, noi abbiamo accolto con entusiasmo la proposta che ci è venuta dalla vice sindaca Marilucagi, assessore alla cultura. Abbiamo avuto modo di conoscere i due professori, gli autori del libro, e la cosa ci ha entusiasmato e abbiamo ideato il coinvolgimento delle scuole cittadine, visto che Leopardi è uno degli autori, dei poeti più noti, più famosi, che tutti ricordiamo le sue poesie. Quindi abbiamo pensato di coinvolgere le scuole cittadine, le quali hanno accettato anche loro con grande entusiasmo, e stamattina abbiamo tutti gli studenti delle due scuole che reciteranno dei brani di Leopardi, le poesie, i pensieri, e si esibiranno qua. C'è pure un intrattenimento musicale. Nel pomeriggio invece avremo la presentazione del libro con i relatori, la direttrice del Circolo Pirandello, dottoressa Anna Cangarossa, e la professoressa Serena Sanzo dell'Istituto Comprensivo Livatino. Una giornata intensa culturalmente parlando, di un evento dedicato a Giacomo Leopardi qui alla Torre Carlo V a Porto Empedocle, che il Comune sostiene insieme alle tantissime attività culturali. Il professore Cerchia e la professoressa Marchica hanno avuto una bellissima proposta per noi, una bellissima idea di presentarci questa mostra sulla vita di Leopardi. Come dicono loro, Leopardi uomo e non Leopardi letterato, quindi ci sono tante curiosità, tanti aneddoti sulla sua vita che verranno fuori, e penso che sia una bellissima iniziativa soprattutto per le nostre scuole. Le abbiamo invitate tutte, quindi elementari e scuole medie, e pensiamo che dopo 2 anni di stasi sia anche un modo per riavvicinare i ragazzi agli eventi, alla vita culturale del paese, e speriamo di poterne fare tante altre. Professor Stefano Gerta, autore del libro Leopardi e il suo mondo. Oggi, insieme alla Angela Marchica, che è anche sua moglie, avete deciso di scrivere questo libro dal tema appunto Leopardi e il suo mondo, per conoscere un'anima, l'uomo, le sue città, gli amici e gli autori. E proprio avete scelto Porto Empedocle, la Torre Carlo V, per dedicare anche una mostra fotografica con il coinvolgimento anche degli istituti scolastici empedoclini. Sì, era doveroso venire a Porto Empedocle anche grazie all'invito fattomi da 2 carissimi amici di Porto Empedocle, i miei carissimi amici di Porto Empedocle, che voglio ricordare, Totò Principato e Giuseppe Castelli. Grazie a loro, sono stato loro a suggerirmi di proporre questa mostra e questa presentazione a Porto Empedocle. Io non mi sono sottratto, anzi sono rimasto molto contento di venire qui a Porto Empedocle a rappresentare questa mostra e a parlare di questo nostro libro. Angela Marchica, coautrice nonché moglie del professore Gerta, ecco, perché questo libro? Cosa c'è in più delle altre pubblicazioni destinate a un grande della letteratura italiana come Leopardi? Allora, innanzitutto Leopardi, va bene, ai tempi della scuola è stato uno degli autori veramente che ci ha fatto innamorare, ma soprattutto poi andando avanti nel tempo e avendo a che fare con ragazzi ci siamo chiesti: ma Giacomo com'era? Leopardi lo conosciamo, poesie splendide, brani meravigliosi, non conoscevamo l'uomo Giacomo, il bambino Giacomo, il ragazzo Giacomo, e abbiamo impostato la nostra ricerca proprio sull'andare a trovare i fatti quotidiani della sua vita, cioè com'era Giacomo al di fuori dalle sudate carte. E questo è stato, diciamo, un po' il fulcro della nostra ricerca, soddisfare molte curiosità sull'uomo Leopardi, su Giacomo. In uno scorcio della mostra ci sono dei disegni, professore Gerta, che
e rievocano una famosa ode di Leopardi. Ecco, ricordiamolo anche per chi ci sta vedendo. Sì, i disegni sono tanti e rappresentano per lo più le più famose poesie. Deve guardare me, Sì, se no non va bene. Lei guardi la telecamera, sì. i disegni poi li riprendo io, va bene? Sì. Allora, I disegni sono tanti perché i ragazzi hanno voluto rappresentare quello che sono le poesie più famose, quelle che generalmente si studiano nelle scuole medie, e l'hanno voluto rappresentare il Passero solitario, quello è il Sabato del villaggio, e la quiete dopo la tempesta, soprattutto quella che è la più famosa poesia di Giacomo Leopardi in Italia e nel mondo, L'Infinito, che è stato rappresentato con 2 disegni di 2 ragazzi diversi, che sono questi qua, come lei può ben vedere. Allora, io sono la professoressa Vitale dell'Istituto Comprensivo Pirandello del Plesso Rizzo, docente della scuola media. Insieme alla professoressa, alla preside Anna Rita Cangarossa, abbiamo condiviso insieme l'opportunità di partecipare a questa iniziativa, la presentazione del libro Leopardi e il suo mondo, perché intanto abbraccia proprio come programma scolastico il programma delle terze medie, delle terze classi, e quindi approfondisce la figura, quindi anche in classe noi abbiamo lavorato in questa attività, e poi scoprire anche il mondo intimo di Leopardi attraverso la lettura di alcune pagine di questo libro così importante serve anche ad entrare nel pensiero e nella poetica di un autore che si ritiene senz'altro, ma lo è, facente parte di un secolo lontano dal nostro, ma l'attualità che egli esprime attraverso il suo pensiero lo fa e lo definisce veramente eterno, e quindi per i ragazzi tra l'altro uno stimolo anche al pensiero filosofico.